È il momento del nostro ospite Gianni Simioli, showman, DJ, storico speaker radiofonico, stasera però nelle vesti di direttore artistico della festa di San Gennaro a Napoli dal 19 al 21 settembre. Il ritorno della festa di San Gennaro. Qual è il significato di questo ritorno? Il significato è fortemente popolare, sentimentale popolare, perché parte proprio dal popolo, in questo caso dai commercianti di Via Duomo, che si sono autotassati, autoprodotti e grazie poi al sostegno dell'assessorato al turismo, al lavoro della curia e della produzione della Esce Sole sono riusciti a portarla, come si dice, a termine, quindi la vedremo prestissimo. E vedremo cosa in questi 3 giorni? Ma guarda, vedremo 3 giorni, ripeto questo termine, che chiamiamo molto popolari, con momenti culminanti in cui probabilmente si fumeranno qualche zazà, quindi se venite con zazà state attenti, potreste non riportarlo a casa. Ecco. È una celebrazione tra sacro e profano, che però ha un significato proprio per tutto il quartiere, per il rilancio del quartiere. Per tutto il quartiere è fondamentale tornare a Via Duomo, comprare a Via Duomo, una delle strade poi più belle di Napoli, più ricca di storia, di arte. Insomma, la nostra sarà una festa nobilissima e popolare per farvi riscoprire e ritrovare Via Duomo e i loro commercianti e i suoi commercianti. Ci sarà un momento di un galà dove parteciperanno alcuni ospiti, canterà? Sì, l'ho detto, è una festa popolare, proprio la festa di dove sta Zazà, insomma. Il 21 abbiamo questo gran galà dove arriveranno tantissimi ospiti campani e non solo a ritirare un riconoscimento e a far musica, a far spettacolo. Faccio qualche nome, insomma, al momento da Clementino, che insomma, è il re del nostro rap nazionale, a Mario Trevi, che insomma, è l'indiscutibile uomo che ha lanciato Indifferentemente. Insomma, come al solito, uno spettacolo trasversale, uno spettacolo popolare che deve piacere a tutta la famiglia. Allora, e poi San Gennaro è per tutta la famiglia. Certo, ricordiamo l'appuntamento dal 19 al 21 settembre, dove esattamente si svolge tutto? Via Duomo, proprio dove abita San Gennaro, insomma, lì, a 2 passi dal Duomo, dalla Basilica, quindi vi aspettiamo tutti dal 19, 20, 21, 3 giorni, speriamo indimenticabili. Posso salutare gli Stati Uniti della Campania? Benissimo, l'hai fatto. Grazie dunque a Gianni Simioli.